TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. All'1:30 circa a Castelcucco si è verificato un incidente stradale autonomo con esito grave, nel quale un'autovettura è uscita dalla sede stradale andando a impattare contro un muro. A bordo vi erano 3 giovani, il conducente 25enne e un passeggero 20enne, entrambi trasportati all'ospedale di Montebelluna per politraumi, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il terzo occupante, un sedicenne, è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione carabinieri di Asolo. Procede la compagnia carabinieri di Castelfranco Veneto. A seguito di un controllo su strada in via Crevada a Conegliano, la Polizia di Stato seguiva un'autovettura Honda CHR di colore grigio scuro con 3 persone a bordo, in quanto aveva effettuato sorpassi azzardati di una decina di auto rallentate dal traffico. Gli occupanti erano 2 cittadini dominicani e un italiano residenti nella sinistra Piave, in particolare a Pieve di Soligo. Al controllo l'italiano, classe 1994, aveva in tasca una bustina di cocaina. Visto il crescente nervosismo, veniva effettuata una perquisizione con l'ausilio dell'unità cinofila della polizia locale, trovando sotto i tappetini dell'autovettura altre bustine sigillate con circa 6 grammi complessivi di cocaina, nonché un bilancino di precisione e denaro contante di diverso taglio per oltre 700 euro. A suo carico venivano successivamente sequestrate numerose armi corte e lunghe, che sebbene regolarmente detenute sono risultate in parte modificate con l'innesto di silenziatori. Lo stesso inoltre deteneva 300 cartucce oltre a quelle consentite per legge per la pistola. Gli è stata inoltre ritirata la licenza di porto di fucile. A seguito di un controllo effettuato in via 20 settembre a Conegliano nei confronti di un giovane che alla vista della volante cercava di nascondere il borsello che aveva con sé dietro la schiena, sono state sequestrate diverse dosi di hashish e 550 euro in banconote di piccolo taglio. Giunti all'abitazione, i poliziotti del commissariato hanno rinvenuto all'interno della camera da letto in uso al ragazzo una serra portatile completa di lampada, ventola, termometro e cestello essiccatore, 22 grammi di marijuana, varie confezioni di semi di cannabis sativa, un involucro con circa 20 grammi di hashish, bilancini e grinder. Il ragazzo è stato denunciato alla competente procura della Repubblica. Nel corso di un controllo in via Filzi, sempre a Conegliano, è stato infine rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un cittadino macedone, classe 1974, rientrato in Italia dopo alcuni anni all'estero, che doveva ancora scontare 6 mesi di reclusione per una rapina impropria commessa ad Acilia. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.